Finalmente raggiunto l'ambito traguardo e stop anche al coprifuoco, spariscono i limiti orari. Il Consorzio Universitario di Agrigento ospita Aldo Cazzullo, scrittore editorialista del Corriere della Sera. Il Soroptimis di Agrigento aderisce al progetto Sì per la via Francigena. Weekend negativo per le squadre agrigentine, male per calcio, basket e volley. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Sicilia in bianco, ma preoccupano variante Delta e vaccini. Finalmente stop al coprifuoco, spariscono i limiti orari per la prima volta dopo il 3 novembre del 2020. Il servizio di apertura è di Eugenio Cairone. Tornare alla vita da oggi si può anche in Sicilia, ma con molta attenzione, perché zona bianca non vuol dire che tutto sia finito. Non servono raccomandazioni, purché ognuno usi il cervello e si comporti di conseguenza. La zona bianca bisogna saperla gestire con la massima responsabilità. Le condizioni ci avvicinano a quelle a cui eravamo abituati. Rimangono ancora alcune restrizioni necessarie, come il distanziamento e l'uso della mascherina anche all'aperto, quest'ultima forse ancora per poco. Anche se le mascherine bisognerà averle sempre a disposizione, come ha ricordato il sottosegretario alla salute Sileri, ospite ieri di Mara Venier. Riguardo le movide, si continuerà purtroppo ad assistere alle scene di sempre. Gli assembramenti li abbiamo visti ovunque e non c'è stato finora un solo prefetto in Italia capace di intervenire per porre fine alla sfida. Intanto da oggi non ci sarà più il coprifuoco, anche se da qualche giorno, per la verità, la morsa dei controlli si era già allentata, con la gente libera di muoversi senza orario. E senza il coprifuoco il rischio da non sottovalutare è l'anarchia dei botti sparati a tutte le ore. Da qui la richiesta alle autorità di pubblica sicurezza per una vigilanza adeguata, soprattutto dalle parti del lido agrigentino di San Leone. Da oggi boccata di ossigeno soprattutto per i ristoranti, che possono servire ai tavoli all'aperto senza limite di numero e con aperture serali. Resta tuttavia l'obbligo del distanziamento di 1 metro tra le persone ai tavoli. Da oggi riaprono anche i musei, i teatri, i cinema, le palestre, le piscine e le università. Questa è dunque l'Italia in bianco, che vuole uscire dal tunnel definitivamente, e lo potrà fare tra pochissimo, quando anche le ultime restrizioni saranno anch'esse cancellate, per fare spazio alla normalità assoluta, che potrà essere garantita comunque, inutile dirlo, dalla vaccinazione di massa. Da qui l'invito a chi mostra ancora delle resistenze a vaccinarsi. Quella del vaccino rimane davvero l'unica via per vivere come vorremmo fare da 1 anno e mezzo. Incidente mortale nel pomeriggio di ieri alle porte di Sciacca, nell'Agrigentino. Si tratta di Mauro Granata, canicattinese, medico anestesista di 44 anni, in servizio all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. In piena curva l'automobile, una Mercedes, ha sfondato il muretto e la recinzione di protezione di un ponte che sovrasta il torrente Bagni ed è precipitata nella zona sottostante da una ventina di metri di altezza. Le operazioni di soccorso sono state lunghe e difficili e solo dopo un'ora è stato possibile arrivare fino al veicolo che si era capovolto. L'uomo alla guida dell'auto, che viaggiava da solo, è stato recuperato privo di vita dai vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca. Sul posto erano arrivati anche un'ambulanza e un elicottero del servizio 118. Messaggio di cordoglio del sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, che scrive: apprendiamo costernati la triste notizia del decesso del nostro concittadino, il medico Mauro Granata, a seguito di un gravissimo incidente stradale. Ci facciamo portavoce di una comunità sbigottita della triste notizia e ci uniamo al dolore della famiglia per la grandissima perdita.
Un altro incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 118 che collega Agrigento a Raffadali. Una Lancia Y, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata contro un mezzo pesante che trasportava acqua. Il ragazzo alla guida dell'automobile, un 26enne, è rimasto ferito ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un elisoccorso che è atterrato in zona. Giunto in ospedale, i medici hanno sottoposto il giovane automobilista a intervento chirurgico per una brutta frattura al femore. Le sue condizioni non sembrano essere gravi. Il conducente dell'autocarro invece sembra rimasto essere ferito in maniera lieve. L'uomo di Ribera di 40 anni che sabato 19 maggio nella sua abitazione di via Ciaccio Montalto avrebbe aggredito la moglie di 37 anni con un coltello e poi si sarebbe lui stesso colpito alla gola è adesso in stato di arresto. Lui ferito gravemente e tuttora ricoverato all'ospedale civico di Palermo in rianimazione. Pertanto non è possibile al momento svolgere l'udienza di convalida dell'arresto. La donna ricoverata all'ospedale di Sciacca ha subito diversi punti di sutura al collo e le sue condizioni sono progressivamente migliorate. Nell'ambito delle iniziative culturali promosse dal Consorzio Universitario di Agrigento, oggi sono stati presentati gli ultimi 2 libri del noto scrittore ed editorialista del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presentati stamane ad Agrigento presso il Consorzio Universitario le 2 fatiche editoriali del noto scrittore e giornalista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, Le italiane, il paese salvato dalle donne, A rivedere le stelle, il poeta che inventò l'Italia, dedicato proprio a Dante Alighieri. Presenti le massime autorità agrigentine, ha portato il saluto il presidente del CUA, Nenè Mangiacavallo. Noi consideriamo l'incontro di oggi un grande privilegio prima di ogni cosa, perché ospitare uno dei più autorevoli giornalisti italiani, non solo, ma uno scrittore affermato a livello internazionale è sicuramente un punto di merito per questo consorzio. Ma siamo ancora più soddisfatti perché è il segno che il progetto Global Learning 2, all'interno del quale si inserisce la presentazione di questa mattina, ha dato la possibilità non solo di trasferire sapere, che è il mandato fondamentale che noi abbiamo come consorzio, ma anche quello di creare le precondizioni per creare nuove opportunità di lavoro in provincia di Agrigento. Un progetto che ha visto giovani iscriversi non solo dalla provincia di Agrigento ma anche dal nord Italia, segno questo che abbiamo già abbondantemente superato i confini provinciali. I 4 moduli che si sono sviluppati sul fronte musicale, sul fronte letterario, sul fronte teatrale e sul fronte delle strutture teatrali e di spettacolo. Questi lavori sono stati seguiti con particolare attenzione, sono stati particolarmente fruttuosi. Devo dire che già siamo pronti per presentare la fase successiva di questo progetto e così abbiamo assecondato non solo la nostra vocazione a processi formativi, ma anche e principalmente abbiamo assecondato la terza missione di cui abbiamo parlato in occasione del nostro insediamento e vogliamo proporci ancora di più come elemento coagulante per lo sviluppo sociale, economico e culturale di questa provincia che ha delle potenzialità e delle risorse enormi. A rivedere le stelle è il libro su Dante, sull'identità italiana, tra l'altro Dante parla anche della Sicilia, non c'era mai stato ma l'amava perché la considerava la terra della poesia e quindi descrive il Mongibello, come lui definisce l'Etna, con l'antico nome Arbo, so che anche i siciliani lo chiamano così, parla di Scilla Caridi, quindi dello stretto di Messina, la definisce la bella Trinacria. E poi Le italiane invece è il libro dedicato alle grandi italiane che ho conosciuto, tra cui mi piace ricordare, visto che siamo nella sua terra, Elvira Sellerio, che ha fatto vivere la grande tradizione della letteratura siciliana che domina gli ultimi 150 anni, Verga, De Roberto, Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Pirandello, fino a Camilleri, Consolo, Bufalino, Brancati, insomma io sono sempre molto ammirato dalla bellezza della cultura ogni volta che vengo in Sicilia ed è un'occasione di incontrare anche i giovani studenti, quindi sono molto felice. Quanto attuale è il pensiero di Dante, dottore Cazzullo? Dante è eterno perché eterni sono i sentimenti che canta,
Amor che a nulla amato, mar perdona, un verso immortale, sembra scritto ieri, è finito anche nelle canzoni di Giovanotti e di Venditti, ed è eterno perché noi italiani non siamo molto cambiati da allora. Ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia ma bordello. Sono versi che hanno infiammato generazioni di patrioti e che ci richiamano anche ai nostri doveri, perché essere italiani non è una sfortuna come a volte pensiamo, è un'opportunità ma è anche una responsabilità, vuol dire essere all'altezza di questo patrimonio di valori, di cultura e anche di valori morali che i nostri padri e le nostre madri ci hanno lasciato. E poi l'immagine di Caronte, la figura di Caronte che lei diciamo, attribuisce una notevole importanza. Ed ecco verso noi venire per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando: guai a voi anime prave, non isperate mai vederlo cielo, vi vegno per menarvi dall'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo, in gelo. Una cosa interessante è che Dante mette all'inferno, nell'inferno cristiano, Caronte che è il traghettatore delle anime nell'inferno pagano, del mito greco. Per Dante la storia dell'uomo è una sola. In qualche modo noi siamo per lui gli eredi degli antichi romani e Michelangelo lo prenderà talmente sul serio che metterà Caronte, quindi un personaggio del mito greco, nel giudizio universale della Cappella Sistina. Questa sera lei sarà ai Templi pure per un incontro col pubblico? Sì, col grande Sebastiano Lo Monaco, grande attore siciliano che ha fatto la storia del teatro nella Valle dei Templi, che è uno dei posti più belli della Sicilia, quindi del mondo. Insomma, fa tremare le vene ai polsi, direbbe qualcuno, ma è una bella emozione. Noi abbiamo intrapreso, ma già devo dire dallo scorso anno, questo straordinario rapporto con la strada degli scrittori, che ha messo sì un calendario ricco di appuntamenti culturali che si sono diciamo, celebrati nelle settimane scorse. Oggi c'è l'ennesimo diciamo, appuntamento con un grande scrittore che presenterà alcuni libri. Tutto questo rientra nel quadro di un progetto che si chiama Global, che mette insieme le migliori energie culturali della città e che collaborano con il consorzio universitario per far sì che il consorzio possa essere un volano di diffusione del sapere e della cultura. Tante le iniziative che il Comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri, presieduto dalla dottoressa Enza Ierna, in collaborazione con il Comune di Agrigento, il Consorzio Empedocle e altre associazioni culturali, ha redatto in occasione del 700° anniversario della scomparsa del sommo poeta fiorentino Dante Alighieri, che ricorrerà nella giornata di martedì 14 settembre 2021 al fine di onorarne le celebrazioni. Abbiamo fatto degli incontri mensili sviluppando delle tematiche specifiche relative a Dante. La conclusione si avrà il 14 settembre che è proprio la giornata celebrativa della morte del sommo poeta. Evidentemente questi incontri sono stati fatti in collaborazione con il Comune di Agrigento, Empedocle Consorzio Universitario, con anche altre associazioni culturali, proprio perché crediamo nella sinergia degli interventi. È un'occasione questa che Agrigento doveva per forza di cose celebrare, anche perché in tutto il mondo si celebra questo anniversario. Ecco, le iniziative che avete fatto come sono state accolte dal pubblico, dai tanti ragazzi, insomma che tipo di riscontro avete avuto? Sì, dobbiamo dire che c'è stata una forte adesione anche da parte delle scuole, questo perché proprio i giovani sono ben guidati dai loro docenti e dai loro dirigenti scolastici. Sono stati banditi anche dei concorsi che avranno luogo in questo mese, concorsi di carattere letterario, ma anche coinvolgendo le emittenti locali, proprio perché crediamo nella loro capacità di diffusione e di potenziare sempre più quella che è la cultura italiana. Secondo lei, dottoressa, quanto è importante e quanto è innovativo anche nella storia di oggi far conoscere il pensiero di Dante, in particolare per i più giovani magari? Sì, noi abbiamo visto che attraverso i vari relatori che si sono succeduti in questi incontri abbiamo potuto notare e quindi far emergere l'attualità del pensiero di Dante anche a distanza di 700 anni, pensiero che si allarga in particolare alla società in generale, alle problematiche varie. Diciamo che ogni verso ha un collegamento con quella che è la vita di ogni uomo e anche questo cercare di superare
momenti di difficoltà, sperando sempre in un mondo migliore. Ecco, nonostante siano passati secoli, c'è un'attualità, diciamo, con la società di oggi? Sì, c'è molta attualità e l'abbiamo potuto constatare proprio perché, per esempio, si parla di, come sa, di salute altrui, la società complessa, anche, diciamo, per ognuno di noi la capacità di superare le difficoltà oppure le situazioni non ottimali, cercando sempre di raggiungere l'alto, il massimo. Questa ascesa dall'inferno al paradiso in fondo è il cammino di ognuno di noi, il viaggio nostro. Il sindaco di Alessandria della Rocca, Giovanna Bubello, ha protocollato al comune la revoca delle sue dimissioni e scrive: prendendo atto della rinnovata fiducia manifestata da un consistente numero di consiglieri comunali e della vicinanza di molti alessandrini, comunico la revoca delle dimissioni. Poi prosegue: confidando nella collaborazione della giunta e di tutti i dipendenti del comune, mi impegno a portare avanti il mandato con determinazione e nel rispetto della legalità, perseguendo non interessi particolari ma il bene di tutta la collettività, ha concluso nella lettera il primo cittadino. Femminicidio di Alessandra Musarra a Messina, ergastolo per il fidanzato Christian Ioppolo. I dettagli nel servizio. È stato condannato all'ergastolo il 28enne Christian Ioppolo, il giovane messinese accusato d'aver ucciso la sua compagna 29enne Alessandra Musarra nell'abitazione della vittima incontrata a Campolino di Santa Lucia sopra Contesse a Messina. Il delitto venne commesso nel mese di marzo 2019 alla vigilia della Festa della Donna. La Corte d'Assise gli ha già inflitto la pena del carcere a vita. Il PM Marco Accolla aveva richiesto a giudici e giurati il 21 aprile scorso, dopo un'ora e mezza di requisitoria, il massimo della pena per il giovane. Nel fine settimana scorso è arrivata la condanna. Prima della sentenza, l'aula dell'Assise è stata dedicata all'intervento del difensore di Ioppolo, avvocato Alessandro Billè. Giudici e giurati hanno stabilito una serie di risarcimenti in sede civile e provvisionali. Numerose le parti civili tra parenti della vittima e associazioni che hanno preso parte al processo. Era il 7 marzo quando il corpo della 29enne messinese venne trovato senza vita nella sua abitazione in un villaggio di periferia della città di Messina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe strangolato la fidanzata, una vicenda che provocò un forte scalpore non solo a Messina, anche perché il delitto avvenne poche ore prima della Festa della Donna. Anche Alessandra si stava preparando a festeggiare la ricorrenza, come aveva comunicato lei stessa sui social. Una mano criminale però ha spento per sempre il suo sorriso e i suoi sogni. Le indagini della squadra mobile di Messina, coordinate dalla procura, hanno subito portato al fidanzato della ragazza. I sospetti degli inquirenti sono caduti su Christian Ioppolo, il quale aveva iniziato una relazione con la vittima da circa un anno. Dopo l'interrogatorio in questura venne formalizzato il fermo. Da allora il giovane è ristretto in carcere. Adesso per lui la pena è l'ergastolo. Nascondevano 5 piante di cannabis, tra quelle di pomodoro e zucca. Scatta una denuncia a Licata. I poliziotti nel corso di attività di controllo erano intervenuti in un appezzamento gestito da un'azienda agricola che coltivava ortaggi, perché gli inquirenti avevano il fondato sospetto che dentro quel tunnel si potessero coltivare anche sostanze stupefacenti. Durante il controllo gli agenti hanno potuto accertare la presenza di 5 piante di cannabis fatte crescere dentro dei secchi di plastica e nascoste tra altre colture. Estirpate e pesate, le piante avevano un peso complessivo di quasi 1,5 kg. L'agricoltore, nonché il proprietario delle serre, è stato denunciato a piede libero per il reato di coltivazione illegale di sostanze stupefacenti. E nel corso di un controllo notturno gli uomini del commissariato di Palma di Montechiaro hanno fermato un uomo che emanava un forte alito vinoso ed appariva nervoso, per cui procedevano a perquisizione personale. All'interno della fodera del giubbotto che indossava veniva trovato un coltello, il cui possesso e porto non era giustificato. L'uomo pertanto veniva deferito alla competente autorità giudiziaria per reato di porto ingiustificato di coltello. Donne, cultura e ambiente. Il Soroptimist Club di Agrigento aderisce al progetto Sì per la via Francigena, rispondendo alla proposta del Soroptimist Club di Lecce. Vediamo. Il Soroptimist di Agrigento ha organizzato un'interessante iniziativa relativamente alla via Francigena. Di cosa si tratta?
È un progetto di rete del Soroptimisti a cui noi abbiamo aderito, un po' lanciato dal club di Lecce, Soroptimisti di Lecce, sui cammini francigeni. Di quanto abbiamo avuto notizia, no, di questo progetto, immediatamente abbiamo deciso di aderire proprio per presentare la Magna Via Francigena, che insiste in Sicilia e soprattutto da Palermo ad Agrigento, e quindi dalla cattedrale di Palermo alla cattedrale di Agrigento, e che unisce il Mar Tirreno col Mar Mediterraneo. E abbiamo pensato che forse era un progetto che nessuno conosceva nel resto d'Italia, o quantomeno poco conosciuto anche dagli altri club. L'abbiamo intitolato proprio La Magna Via Francigena delle Donne, proprio perché vogliamo dare spazio, vogliamo dare visibilità alle tante donne che di fatto poi abbiamo scoperto sono un po' fautrici di questa Magna Via Francigena. Abbiamo scoperto quindi donne assessore, donne funzionari, donne imprenditrici, donne volontarie che lavorano alla Magna Via Francigena. Noi abbiamo fatto diversi interventi proprio per promuovere e far conoscere soprattutto al resto d'Italia e anche fuori, anche perché questo progetto è proprio da Canterbury ad Agrigento, per cui a questo progetto partecipa il club di Canterbury e altri club d'Italia. Camminare ci vuole coraggio, le donne ne hanno sempre mostrato tanto. Il Soroptimisti è sulla Pink Road per non smettere di andare avanti, un itinerario che è solo all'inizio. Donne in cammino sulla Pink Road, perché la Magna Via Francigena è tappe, stupore, sfide, ostacoli e crescita. Il 65% dei camminatori sulla Magna Via Francigena Palermo-Agrigento è composto da donne e per questo il Soroptimist ha voluto la Pink Road. Caro pellegrino e caro viandante, ho cercato di accompagnarti lungo questo viaggio, camminando con te, condividendo la fatica di ogni salita, le difficoltà di un percorso a volte aspro e le bellezze di una terra da scoprire. Sono orgoglioso e felice tu sia giunto alla meta, ma ti ricordo che non si giunge se non per ripartire. Buona strada e buon cammino nella tua vita, Davide. La Pink Road è un percorso culturale tra economia, ambiente e sviluppo sostenibile, in cui tante donne del mondo, dell'impresa e delle istituzioni hanno profuso impegno, idee e professioni. Agrigento e le sue meraviglie. Tappa finale di questa prova che attraversa la storia, si immerge nella bellezza, esplora le anime, le capacità di tante donne di esprimere se stesse e offrire occasioni di sviluppo, migliorare la società tramite il potenziale delle stesse donne. Guardarsi intorno e ritrovarsi, respirare e gioire di profumi e colori, raccogliere energia da quel lento muoversi di foglie, acque, ruscelli che scorrono tra monti e valli e campi dorati,
conoscere il silenzio e scoprire l'identità dei luoghi in quel cammino che è un'esperienza tangibile ma al contempo sensoriale e spirituale. L'assessorato regionale ai beni culturali ha finanziato con risorse europee e per 1.390.000 euro un progetto della provincia di Agrigento per la riqualificazione e la restituzione alla fruizione pubblica della foce del fiume Acragas con il recupero di spazi da destinare a finalità didattiche, culturali e interventi complessivi di sistemazione dell'area con la creazione di percorsi di interesse ambientale, naturalistico e paesaggistico. L'assessore regionale ai beni culturali Alberto Samona commenta: si tratta di un'operazione di recupero della memoria storica che mira a restituire ad Agrigento il proprio passato, creando una continuità tra la costa e la Valle dei Templi, un luogo emblematico nella storia dell'antica Agrigento che ha appena festeggiato i 2600 anni della fondazione. L'associazione ambientalista Mare Amico, coordinata da Claudio Lombardo, segnala e documenta in video che dei diportisti, evidentemente dissennati o non informati, continuano a frequentare la cosiddetta spiaggia delle piscine Realmonte, dove poche settimane addietro è crollata una parte della collina e la sottostante grotta. Lombardo sottolinea: la gente è libera, scrive provocatoriamente, di farsi del male, ma le istituzioni hanno il dovere di evitare che ciò accada. Eccola che arriva la bandiera blu. Preparano il nostromo con gli ormeggiatori e inizierà proprio il nostromo con l'ormeggiatore più giovane. E sventola la bandiera blu al Marina di Capodorlando. L'ambita bandiera blu degli approdi è stata ottenuta anche dalla Sicilia. L'ha conseguita il porto turistico di Capodorlando per l'anno 2021. È l'unico porto in Sicilia a ottenere l'ambito traguardo. Da quando esiste in Sicilia, solo il Marina di Nettuno nel 2019 vi era riuscito, senza poi ripetersi. Ora la bandiera blu degli approdi ritorna e speriamo vi resti per lungo tempo, anche come segno di incoraggiamento per gli altri porti turistici siciliani. La bandiera blu è una certificazione di qualità ambientale istituita nel 1987, volta a promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree costiere e delle acque interne attraverso l'attuazione, da parte di località balneari e approdi turistici, di politiche ambientali per la salvaguardia e cura del territorio. La selezione è curata in 73 paesi del mondo. Ambita ma importante, così come è importante un altro aspetto che questo porto rappresenta. Vede Assessore, il porto di Capodorlando ha, al di là della sua realizzazione, un aspetto fondamentale che è l'interazione fra la struttura, l'organismo politico e il privato. Cioè dà la dimostrazione come è possibile che dalle fusioni di questi due nuclei possa venire fuori quello che è venuto fuori. Non dimentichiamoci, è un porto che è stato costruito in 2 anni, è un porto che rappresenta l'orgoglio di tutta la Sicilia. Quindi dicevo, la sensazione è proprio questa, è la sensazione di essere orgogliosi di avere inaugurato questa struttura e devo dire, da un certo punto di vista mi sento anche un po' un approfittatore nei confronti dei sindaci precedenti, sia del sindaco Sindoni, del sindaco Messina, Carrello o dell'avvocato Antillo, perché ha avuto un excursus così lungo questo porto che ha attraversato tutte queste amministrazioni. Si è attivato alla fine con quello dei Sindoni, poi sono arrivato io e ho fatto l'inaugurazione. Come è stato detto, in Sicilia c'è un'unica oggi bandiera blu, si chiama Capodorlando Marina, e non è la prima nella storia, va detto, perché va dato anche onore e merito a Marina di Nettuno, che era riuscita a ottenere questo grande risultato e purtroppo non è riuscita a ripetersi. Speriamo che questo risultato che celebriamo oggi
sia un moto di incoraggiamento per tutti gli altri approdi siciliani. Per sensibilizzare gli utenti a prendersi cura maggiormente dei propri luoghi, a Santo Stefano di Camastra sono stati installati dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti artistici. Vediamo. Con l'arrivo della stagione estiva e per sensibilizzare gli utenti a prendersi cura maggiormente dei propri luoghi, l'amministrazione comunale di Santo Stefano di Camastra, attraverso una proposta avanzata dall'assessore Santo Rampulla, ha deciso di installare dei cassonetti artistici rivestiti in ceramica decorata per la raccolta dei rifiuti in alcuni punti strategici in pieno centro storico. All'interno di questi spazi, infatti, sono presenti dei punti di raccolta dei rifiuti urbani con contenitori stradali a servizio delle attività commerciali delle abitazioni. In considerazione di alcuni ripetuti abbandoni e dello scarso senso civico di alcuni utenti, si è reso necessario realizzare interventi in diverse zone comunemente destinati al passeggio e al transito di turisti, al fine di rendere più gradevoli gli spazi urbani. Un intervento teso a sensibilizzare ulteriormente tutti gli utenti in maniera da prendersi maggiormente cura degli spazi pubblici, e il rivestimento di questi cassonetti con questi inserti in ceramica non fanno che migliorare l'impatto visivo di questi contenitori per rifiuti. Infatti, per la mitigazione dell'impatto visivo si è optato per la realizzazione di un rivestimento in ceramica con ciottoli colorati e ad effetto, costituiti da materiali resistenti all'usura che permettono comunque facile accessibilità ai cassonetti e ai contenitori presenti all'interno del centro storico, in modo da abbinare estetica e funzionalità. Il collocamento di questi cestini ha per noi una doppia valenza, da un lato l'arredo urbano che ci permette di mettere in risalto le peculiarità della nostra Santo Stefano, cioè le ceramiche, e dall'altro di arricchire ancora di più quello che è il nostro museo a cielo aperto. Dall'altro lato ancora vogliamo sensibilizzare tantissimi i nostri cittadini a tenere pulita la nostra città e quindi una maggior tutela dell'ambiente. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Siamo adesso alla pagina sportiva, partiamo dal calcio. Per l'Acragas sfuma il sogno della Serie D, la San Cataldese vince 3-0. Carmelo Lentini. Le finali fanno male all'Acragas ed è la storia che parla. Non si dimentichi infatti la finale per la D con la Cavese al Seneto, oppure quella per la Lega Pro con la Correggese sul neutro di Fonti. In entrambe le occasioni si parlò di Acragas sfortunato, ma oggi contro la San Cataldese la sfortuna ha influito ben poco e ha vinto la squadra più fresca, meglio organizzata e maggiormente motivata. L'unico merito bengazzurro è sottolineato dal fatto di essere riuscita ad arrivare sino in fondo ed ora iniziare a sperare in qualche ripescaggio. Sarà un'estate di attesa ma anche ricca di novità e non mancherà tempo per riprendere il discorso. Dal lato sportivo c'è tanta amarezza tra i tifosi che hanno partecipato a questa trasferta con grande fiducia. Purtroppo è andata male, ma onore a questa San Cataldese. La San Cataldese di Santineri parte in scioltezza sin dai primi minuti e dopo un paio di tentativi a reti al 18° va in vantaggio, batte Veneroso in area di rigore biancazzurra, Quamè con una mezza girata a volo supera il portiere compagno. Un gran bel gol e San Cataldese in vantaggio. Poi però al 24° l'episodio che dà la svolta all'intera gara. Il portiere compagno a gioco fermo colpisce volontariamente Tuccio sotto lo sguardo attento dell'assistente di linea. Espulsione sacrosanta ed Acragas in inferiorità numerica. A questo punto esce la Spina ed entra il secondo portiere Marzino. La gara si surriscalda, l'Acragas al 29° potrebbe ottenere il pari sul calcio di punizione, battuto abilmente da Licata, ma la traversa gli vieta la gioia del gol. Reazione della San Cataldese con Torregrossa e Velardi che vanno vicino al raddoppio ed è così che al 39° un traversone di Veneroso viene deviato di testa nella propria rete dal giovane Candela. Si va a riposo con la compagine nissena avanti di 2 reti. Nella ripresa il tecnico di Gaetano sostituisce 3 giocatori, Bulades al posto di Ferrante, Baio al posto di Candela e Spinelli per Giardina. Acragas è più sbilanciato, tenta di accorciare le distanze con Villa, ma al 55° si ristabilisce la parità numerica sul rettangolo di gioco. Ferla infatti rimedia un secondo giallo e viene espulso.
Akragas vicinissimo al gol con Villa, che di testa colpisce nuovamente la traversa. Si ha l'impressione che da un momento all'altro la compagine biancazzurra possa accorciare le distanze, anche perché la San Cataldese rimane in 9 per l'espulsione del nuovo entrato Zara per un brutto fallo su Baio. Invece di un paio di minuti dalla conclusione del match, un'incursione di Bianconi mette tra i piedi di Saetta l'invito per il 3-0 finale. Ovviamente dire che siamo dispiaciuti credo che sia superfluo, perché dopo una partita del genere, dove comunque non c'è stata una prestazione sicuramente all'altezza della partita che doveva essere giocata, quindi dispiace per tutto l'anno, dispiace ovviamente per la tifoseria che ci ha seguito e ci ha supportato, però purtroppo il calcio è anche questo, quindi bisogna fare complimenti a loro che l'hanno meritato, perché alla lunga l'hanno meritato, però è ovvio che facendo un po' forse un esame di coscienza nostro possiamo dire che sicuramente avremmo dovuto e potuto fare di più. Obiettivamente non si può dare soltanto la colpa a un ragazzo che purtroppo magari ha peccato di ingenuità, però voglio dire non mi sento di addossare tutte le colpe al ragazzo, ma sicuramente la colpa va divisa per tutti quanti noi che eravamo oggi in campo e che non siamo stati capaci comunque di portare a termine un risultato che sarebbe stato importantissimo. L'Akragas oggi è mancata nella fame, nella cattiveria, secondo me, perché comunque sia anche il primo tempo, voglio dire, i gol sono arrivati da un calcio piazzato, dove purtroppo abbiamo faticato tanto quest'anno, abbiamo preso tanti gol su calci piazzati ed è una cosa sulla quale avevamo anche lavorato. E quindi l'altro poi sono Torrete, voglio dire, nonostante non stessimo facendo una grandissima partita, anche dal punto di vista del rischio non avevamo rischiato tanto, quindi poi è normale che ci si complica la vita dopo l'espulsione, perché anche mentalmente è una bella mazzata, però ripeto, poi paradossalmente sull'1-0 in inferiorità numerica colpisci la traversa, sul 2-0 in un momento in cui puoi riaprire la partita, perché poi a seguito anche dell'espulsione loro magari facendo gol sull'altra traversa, sul 2-1 sarebbe cambiato anche dal punto di vista mentale, però con i se e con i ma non si va da nessuna parte, purtroppo c'è da prendersi le proprie responsabilità, ce le dobbiamo prendere, perché avremmo sicuramente potuto fare di più per quelle che sono le nostre potenzialità. Sì, è stata una bella partita, c'è stato un episodio che ha svantaggiato voi all'inizio con l'espulsione del portiere, ha fatto una stupidità il ragazzo. Ci ha un po' spianato la strada, anche se noi abbiamo preparato benissimo la partita, abbiamo giocato come volevamo e abbiamo fatto bene alla fine. Cosa ha fatto oggi la differenza tra l'Akragas e la San Cataldese? Bella domanda, cosa ha fatto? Il risultato ha fatto la differenza. Vabbè, noi abbiamo giocato come abbiamo sempre fatto, più che altro, abbiamo mantenuto il nostro standard di gioco, la nostra natura di gioco e ci ha premiati alla fine. Volley femminile, male anche per la SEAP dall'Icardillo Aragona, che si arrende all'Ante a Vicenza nella gara di andata di finale per la promozione in Serie A2. È finita 3-0 per le bianconere. Sabato prossimo al Pala Nicosia alle ragazze di mister Daggioni servirà conquistare 4 set. Vediamo. Coach Massimo Daggioni, analizziamo questa sconfitta contro Vicenza in gara 1 della finale playoff per la promozione in Serie A2. Cosa è successo? Tanto complimenti a Vicenza, che penso abbia fatto veramente la partita perfetta e quindi brave loro. Io sono scontento del risultato in generale, ovvio, del primo set, diciamo, perché avevamo preparato un altro tipo di approccio. Poi in realtà il secondo e terzo set, anche se non siamo mai stati sopra, abbiamo sempre risposto palla su palla, vinto anche delle azioni lunghe importanti, non siamo riusciti a dargli continuità e loro ogni volta che la situazione era difficile hanno tirato fuori qualche coniglio dal cilindro, quindi veramente complimenti a loro ci vediamo sabato prossimo ad Aragona.
Nel match di ritorno sabato prossimo serve la grande impresa, vincere 4-7, fermare questo Vicenza molto forte in ogni fondamentale. Sì, no, soprattutto l'impresa sta nel fatto che Vicenza, come ha dimostrato stasera, è una squadra fortissima. Detto questo, noi non lasceremo sicuramente nulla di intentato, ci faremo trovare pronti, faremo sicuramente una grande partita, poi vedremo. Cosa porti a casa da questa sconfitta? Cosa salvi da questa partita? No, ma ci stanno in realtà tante cose che poi chiaramente l'emotività del risultato magari nasconde. Noi facciamo questo lavoro da tanti anni, siamo abituati a guardare un po' al di là del risultato, dietro il risultato, tra le pieghe. Sicuramente delle cose che vanno cambiate in fretta a livello di gestione dei colpi d'attacco, a livello di intensità. E per il resto comunque si è visto anche a tratti una pallavolo di livello su tutti e due i campi, non solamente su quello di Vicenza. C'è Luca Chiappini, Vicenza vince il primo round, vince nettamente 3-0 in casa contro la SEAP Dallicardilla Aragona e mette una seria ipoteca sulla promozione in Serie 2. Sì, direi che abbiamo fatto una buona gara noi questa sera, probabilmente Aragona non ha fatto la sua miglior prestazione, forse complice anche le disavventure del viaggio. Dobbiamo essere bravi a calmierare gli entusiasmi perché probabilmente sabato prossimo sarà veramente tutta un'altra atmosfera e tutta un'altra partita. Che partita è stata, coach? Ma guarda, è stata una partita probabilmente delineata dal ritmo della nostra battuta e della regolarità del nostro cambio palla. E le mie ragazze sono state molto attente al muro difesa, io sono soddisfatto della gara di stasera, quindi bene così. Sabato prossimo che partita si aspetta da Agrigento al Nicosia? Beh, mi aspetto una partita molto aggressiva da parte di Aragona, però sicuramente vincerà la pallavolo perché sarà un bello spettacolo, a prescindere dal risultato. Basket, la Fortitudo stecca in casa e Chiusi pareggia la serie, al Palamoncada finisce 69-57. Sarà gara 5 mercoledì 23 giugno a Chiusi a decidere chi andrà in A2. Vediamo. Salvo che nella seconda metà di partita abbiamo alzato quella che doveva essere la durezza difensiva, siamo riusciti a togliere le prime opzioni a Chiusi che nella prima metà non siamo riusciti a fare, soprattutto nei primi minuti, e siamo riusciti a trovare dei canestri con una qualità leggermente migliore, cercando di alzare il ritmo rispetto a quanto non abbiamo fatto nella prima partita. Sapevamo che loro avrebbero alzato il ritmo, hanno fisico, hanno corpi da opporci anche nel momento in cui giocano di cambi. All'inizio della partita ci hanno trovato troppo teneri, questo è il motivo per cui hanno racimolato il primo vantaggio già a metà gara. Nella seconda metà abbiamo tirato fuori un po' di intensità, siamo riusciti ad opporci, ci siamo riavvicinati ma in maniera consistente, non credo per troppi errori difensivi, semplicemente per percentuali al tiro che sono state basse anche su scelte che non hanno pagato, e soprattutto credo che il dato più rilevante sia quello dei rimbalzi, perché la differenza dei rimbalzi tra 30 e 50 loro è quella che abbiamo pagato, perché abbiamo concesso troppe seconde occasioni in una partita che ovviamente vai a perdere con questo scarto è fondamentale. Quindi voglio ripartire da quella che è stata l'energia che siamo riusciti a trovare nella seconda metà di gara nel difendere un pochino più duramente su di loro. Con che spirito e con che umore si affronta gara 5? Si affronta come l'ultima partita della stagione, sappiamo che quanto vale, sappiamo che andiamo nel loro campo, sappiamo che abbiamo già vinto nel loro campo, abbiamo dimostrato che giocando in una determinata maniera riusciamo a competere. Loro sono una squadra lunghissima, hanno tanta qualità, quindi non è che scopriamo ora quelle che sono le loro caratteristiche. Sicuramente dobbiamo essere più incisivi in apertura di gara, dobbiamo togliergli vantaggio sulla circolazione di palla. Stasera talvolta nella seconda metà di partita siamo stati concreti dal punto di vista difensivo, abbiamo segnato poco anche tiri aperti che ci avrebbero permesso ogni tanto di ravvicinarci. Abbiamo pagato delle percentuali che sicuramente sono scadenti, perché il 17% da 3 punti in una partita in cui non siamo quasi mai arrivati dentro l'area in maniera consistente ovviamente condiziona quello che è il rendimento offensivo. Andiamo ad affrontare questa gara come l'ultima della nostra stagione, vogliamo che sia la migliore, cercheremo di utilizzare tutte le gocce di energia che abbiamo a disposizione per giocare la miglior partita possibile. No, mi era saltato all'occhio il dato delle seconde palle, soprattutto in difesa, e credo che quello abbia fatto la differenza.
Sì, vero è che poi i punti da secondi tiri ne hanno conquistati 12 rispetto a quelle che sono le statistiche ovviamente, però nell'ultima parte della gara, nel momento in cui stavamo provando a recuperare, abbiamo pagato dei rimbalzi lunghi che hanno conquistato loro, che gli hanno concesso quantomeno di conquistare ancora più tempo o di utilizzare più tempo in attacco, quindi quello è un dato che abbiamo pagato in termini di gestione. Sicuramente in attacco dobbiamo essere più consistenti dovevamo essere più consistenti nell'attaccare i cambi e cercare di muovere meglio il pallone. Vero è che tanti dei tiri che abbiamo sbagliato erano tiri aperti, dobbiamo riuscire a giocare un pochino più insieme, molto più insieme rispetto alla partita di oggi, ma abbiamo ancora cartucce da spendere, andiamo a chiusi per vincere ovviamente. È giusto dire che il terzo quarto è stato il migliore della partita? È stato il migliore perché abbiamo trovato punti in contropiede che non avevamo trovato nella prima metà, abbiamo difeso in maniera migliore, siamo riusciti ad aprirci in campo aperto, abbiamo fatto qualche canestro da 3 punti che ci ha permesso di riavvicinarci, sicuramente nel terzo quarto siamo riusciti a trovare il nostro spirito e abbiamo riaperto la partita. Loro sono stati bravi, sono stati cinici, io faccio i complimenti a Chiusi perché ha giocato una partita molto solida, ha trovato molti più canestri in area di quanti non avesse trovato nella partita scorsa, hanno giocatori per trovarli, quindi loro hanno giocato una partita consistente da questo punto di vista. Noi dobbiamo riuscire a giocare meglio offensiva, avere una qualità offensiva migliore per riuscire ad avere anche più ritmo in difesa, però non siamo morti, abbiamo ancora una gara da giocare, quindi andiamo a Chiusi per portare a casa questo. Al di là dell'impatto della partita nelle prime 2 frazioni, credo che forse bisognava anche abbassare un po' il ritmo all'avvio, far circolare di più la palla, cercare di essere un po' più lucidi, invece si è cercato di inseguire il loro ritmo e questo forse... Sì, allora noi sapevamo ovviamente quello che cercano loro, soprattutto in apertura di gara. Abbiamo subito dei canestri in transizione loro che sono gli stessi che ci hanno punito nelle partite precedenti. Loro hanno fatto scelte diverse rispetto alla scorsa partita, che hanno chiuso molto di più l'area, noi non siamo riusciti a far tornare fuori il pallone con i riferimenti giusti per riaprire la loro difesa. Questo sostanzialmente è quello che abbiamo pagato nella prima metà di partita. Dovevamo cercare di arrivare in area, probabilmente non immediatamente, cercando di tenere ancora la loro difesa aperta. Credo che una delle chiavi sicuramente possa essere questa, però alla fine anche nel momento in cui siamo riusciti a far uscire il pallone non abbiamo insegnato da 3 punti, quindi quello che loro hanno cercato di fare, scommettendo anche su alcuni dei nostri tiri sbagliati, ovviamente ha pagato. Niente, abbiamo visto la partita di stasera, ci dispiace, siamo rammaricati ovviamente, siamo incazzati perché l'abbiamo persa. Abbiamo 3 giorni per rigenerarci, andare a Chiusi e portarla a casa. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.